Sicuramente questa partita mi lascia un po' di amaro in bocca perché comunque il primo tempo era terminato sullo 0-0, avevamo approcciato molto bene la gara con l'atteggiamento giusto, poi purtroppo abbiamo fatto degli errori evitabili che andremo sicuramente a correggere in settimana, però siamo soddisfatti dell'atteggiamento del primo tempo e ce lo portiamo con noi. Ecco. Sicuramente avevo bisogno di nuovi stimoli e la prima volta che ho parlato con appunto il Sassuolo ho capito che era la realtà giusta per me, che volevo venire qui e credo fortemente nel progetto Sassuolo e nella squadra quest'anno, quindi vogliamo fare bene. Le partite che ci aspettano sono 2 scontri diretti, quindi sono importantissimi. Dobbiamo partire da lì e pensare gara dopo gara e non commettere errori banali e concretizzare di più le azioni insomma, che ci permettono di fare gol, quindi bisogna continuare a lavorare. Ma ti dico, il primo tempo abbiamo fatto esattamente quello che avevamo preparato in settimana, eravamo organizzate, coordinate tra di noi. Purtroppo nel secondo tempo 2 piccole disattenzioni e poi sul 2-0 insomma si fa sempre difficile, però abbiamo avuto delle altre occasioni e non abbiamo mollato, quindi la strada è quella giusta. Il Como è un'ottima squadra, sta facendo un buon campionato, mette in difficoltà chiunque e quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutare l'avversario, ce la giocheremo sicuramente alla pari, ma l'atteggiamento sarà fondamentale. Innanzitutto rabbia, perché le ragazze avevano approcciato molto bene la partita, sia a livello tecnico che a livello tattico. Infatti avevamo concesso molto poco all'Inter, dove invece noi avevamo creato 2 o 3 situazioni per poter andare a fare gol, purtroppo non siamo riusciti. Poi, come hai detto te, sono usciti questi 2 gol regalati e dopo sappiamo le qualità dell'Inter che sfruttano la velocità in contropiede, però uno che ha visto la partita dice che il risultato è molto bugiardo, uno che non l'ha vista dice l'Inter ha massacrato il Sassuolo, ma non è così. Quindi io sono contento della prestazione delle ragazze, logicamente dobbiamo migliorare in fase finalizzativa perché oggi siamo arrivati là 5 volte e non abbiamo fatto gol, ci lavoreremo, continueremo a crescere perché questo è l'obiettivo, però dobbiamo essere più ciniche, dobbiamo essere più brave nel sfruttare quelle occasioni che ci capitano. Punti bisogna fare, al di là di quello continuare su questo tipo di prestazioni e lavorare più nella fase offensiva perché dietro abbiamo fatto anche una buona partita nonostante i 2 errori che hanno condizionato il risultato e quindi dobbiamo cercare di fare punti perché sono dirette concorrenti, però dobbiamo farli usando la testa. Oggi, dopo che abbiamo sbagliato, ho visto tanta confusione soprattutto negli ultimi 20 minuti, seppur abbiamo creato, ripeto, 2 palle gol per poterla riaprire a un quarto d'ora dalla fine e anche lì è da vedere. Poi se ci mettiamo anche l'errore dell'arbitro il primo tempo dove non ci ha dato un rigore, abbiamo un fermo immagine dove c'è il braccio dell'avversario che prende il pallone e quindi lì era rigore con l'arbitro a 5 metri, non capisco questa cosa. Era sullo 0-0, va in vantaggio, molto probabilmente la partita sarebbe cambiata, ecco perché dico che uno che non ha visto la partita dice che ci hanno massacrato, ma non è così, poteva finire 3-0 per noi, non c'era niente da dire. Sta crescendo, come hai detto te, come abbiamo fatto con Lemay quando era qua da noi, che è diventato un grande portiere, lo sta diventando anche Isa. Isa è un punto importante della nostra fase difensiva, ha preso confidenza, come hai detto te, nell'area si fa rispettare, dopo è normale che si trova tu per tu con Angela Gioia, con Chawinga e con Cargioni, è normale che fa fatica anche lei, però per quanto riguarda il mercato non sono contentissimo, ti dico la verità, ma lo dirò anche alla società, ma la società lo sa già perché sono andate via 7 giocatrici, ne sono arrivate solo 3, di cui Sabatino che è ancora un po' arrugginita perché non ha mai giocato alla Fiorentina, ma ci stiamo lavorando, quella sicuramente. Se arrivano giocatrici un po' più pronte, questo va bene, però ne serve un'altra forte davanti e questo è un segnale della società, quindi dobbiamo pescare all'estero una top player, altrimenti faremo molta fatica.